Allora sono col Diablito, sono con Thiago Sanchez. Thiago, guarda, oggi devastante il tuo impatto sull'incontro, 3 gol, ma soprattutto quel 3-2 dopo 6 secondi dal pareggio, secondo me ha dato veramente una svolta alla partita, è stato un grande incontro, Valdagno ha buttato il cuore oltre l'ostacolo. Sì, buonasera a tutti, è stata una gara difficile, 3 gare difficili. Monza è una squadra forte, lo sappiamo tutti, ma comunque noi siamo venuti qua con una fame enorme, con una voglia di vincere enorme, perché alla fine io e il mio compagno pensiamo che possiamo arrivare più lontano e per arrivare più lontano dobbiamo avere la fame e la voglia giusta per farlo. Potevamo chiudere questo in 2 gare. Penso che la prima partita non abbiamo stato carico abbastanza per dopo andare a Monza e finire questo. Vabbè, così è lo sport, si vince, si perde, ma penso che abbiamo una squadra che pensa in arrivare e lavora per arrivare lontano. Dopo si vede quello che dimostriamo in pista, la voglia. Siamo una squadra molto giovane, non tanto esperiente, ma alla fine c'è lo sport, non vince sempre il meglio, vince ogni volta, ogni tanto quello che ha più fame, più voglia. Più fame, più voglia, e qui a Valdagno la fame di una semifinale l'aspettavamo da 7 anni, adesso è ritornata e chiaramente andremo a fare la nostra figura al Paladante qui dove sarà, giochiamo contro i campioni d'Italia, una squadra che può lasciare in panchina un'altra squadra, quindi va bene così. Complimenti per stasera, migliore in campo, ma come hai detto tu l'importante qua stasera è stata la squadra e la squadra ha dimostrato cosa riesce a fare quando vuole. Grazie Diablito. Grazie. Ciao.